Mister, forse pancia un pochino piena nel primo tempo, ma secondo tempo siete comunque usciti dal guscio, qualificazione già conquistata. Che partita è stata? Ma penso una buona partita, con un caldo bestiale. Penso che siamo andati sotto meritatamente, anche se aveva fatto un secondo prima una grande parata Carlo Porta. Penso che abbiamo cercato di giocare e mantenuto il pallino, questo è il segno di grande personalità. E non dimentichiamoci che oltre agli assenti storici, oggi eravamo senza Pare squalificato, senza Fabri, senza Leonardo Ferrara, che devo dire ha avuto una maturazione incredibile, è stato per noi una colonna in questo inizio di campionato. E siamo andati sotto, quindi la squadra siamo andati anche sotto, però non voleva perdere, la squadra voleva e non avrebbe meritato di perdere perché anche il secondo tempo nell'arco dei 90 minuti ha cercato sempre di fare la partita, quindi sono contento che ha esordito Andretto 2003, non l'avevo ancora fatto giocare, ha fatto una buona partita e lo stesso Dante Finocchio che era 10 mesi che non giocava per un lungo periodo di infortunio. Quindi i ragazzi sono fatti trovare pronti, sono contento, mi hanno dato soddisfazione essere primi a una domenica dalla fine, è una gran bella cosa.